Agevolazioni in pillole dell'11 marzo 2025. Anche questa settimana vediamo assieme quelle che sono le nuove agevolazioni, i nuovi incentivi che sono stati resi disponibili sia a livello nazionale che a livello locale. Partiamo subito con un incentivo particolarmente interessante per chi è intenzionato ad acquistare degli impianti fotovoltaici. Parliamo del decreto FER-X transitorio che riguarda appunto incentivi per le rinnovabili. È stato finalmente pubblicato e quindi pienamente operativo, o quasi, visto che mancano ancora dei decreti attuativi per una delle linee previste. Si tratta sostanzialmente di un incentivo che va a supportare gli investimenti nell'ambito delle rinnovabili attraverso un meccanismo di incentivazione dei kilowattora immessi in rete. Ricordiamo che è stato definitivamente chiuso lo scambio sul posto e quindi questo diventa un valido sostituto e un'interessante opportunità per le aziende che intendono affrontare degli investimenti nell'ambito delle rinnovabili. Ricordo che il decreto FER-X transitorio, come dice il nome stesso, è una norma di tipo transitorio che si concluderà il 31/12/2025 e che ha stanziati ben 9,7 miliardi di euro, quindi una grossa opportunità per chi intende fare questo tipo di investimenti. L'agevolazione ha due meccanismi di funzionamento a seconda della taglia dell'impianto che si va ad installare. Per impianti fino a 1 megawatt abbiamo i registri, cosiddetti registri, quindi un accesso sostanzialmente automatico, mentre per impianti sopra il megawatt di picco abbiamo delle aste che saranno bandite nel corso del tempo. Per quanto riguarda il discorso degli impianti sotto il megawatt di picco, ARERA deve comunicare la tariffa incentivante che sarà proposta per gli impianti di questo tipo entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, quindi ci aspettiamo che nelle prossime settimane sia reso noto questo dato che ovviamente andrà a completare questo tipo di normativa. Regione Veneto, bando imprenditoria femminile per il 2025. È stato pubblicato il nuovo bando per l'imprenditoria femminile della Regione Veneto che prevede un contributo a fondo perduto del 30% sugli investimenti effettuati appunto da imprese femminili. I beneficiari sono le PMI dei settori artigianato, industria e commercio e le professioniste che hanno ovviamente la caratteristica di essere femminili come società o come persona fisica. L'agevolazione, come detto, consiste in un contributo a fondo perduto del 30% che per le PMI ha una soglia minima di ammissibilità di 20.000 euro e una spesa massima rendicontabile pari a 170.000 euro. Per le professioniste invece il contributo resta sempre al 30%, però la soglia minima ammissibile è di 12.000 euro e la spesa massima rendicontabile è di 40.000 euro. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica, autocarri ad esclusivo uso aziendale, opere murarie e di impiantistica, realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, software a realizzazione di siti web ed e-commerce, riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza. Il bando aprirà alle ore 10 dell'11 marzo 2025 e chiuderà alle ore 12 del 25 marzo 2025, quindi attenzione perché la scadenza è molto stretta. Si tratta di un bando a graduatoria di merito, quindi non conta l'ordine di presentazione, ma contano i punteggi che vengono attribuiti ad ogni singolo progetto. Camera di Commercio di Padova, finanziamento a fondo perduto in sostegno della doppia transizione digitale ed ecologica delle imprese per l'anno 2025. È stato pubblicato il bando della Camera di Commercio che ha l'intenzione di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione anche finalizzate ad approcci green oriented volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo. Si tratta di un contributo a fondo perduto che può arrivare fino al 50% e con un contributo massimo che può arrivare a 10.000 euro. Data di attivazione del bando 2 aprile 2025. Attenzione che si tratta di un bando a esaurimento dei fondi e quindi occorre essere pronti in fase di apertura a presentare la domanda.
Friuli Venezia Giulia, bando startup innovative per il 2025. La regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato un importante bando dedicato alle startup innovative, offrendo contributi a fondo perduto per sostenere la creazione e lo sviluppo di questo tipo di imprese nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un contributo a fondo perduto che può arrivare fino al 50% con un incentivo massimo di 100.000 euro. I progetti ammissibili sono quelli di creazione e di sviluppo delle start-up innovative e le spese ammissibili sono quelle relative alle spese di avvio e di impianto dell'azienda, a quelle per investimenti come impianti, macchinari, strumenti, attrezzature, software, diritti di licenza, know-how e brevetti, alle spese per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e attivi immateriali, alle spese per l'acquisizione di servizi forniti da coworking e alle spese di consulenza e servizi per l'accompagnamento imprenditoriale. Il bando apre il 15 maggio 2025 e chiude il 16 giugno 2025. Si tratta di un bando a graduatoria di merito, quindi non conta l'ordine di presentazione, ma conta il punteggio attribuito al progetto. Con questo ho concluso. Se vi è piaciuto questo contenuto vi invito a condividerlo con i vostri colleghi ed amici, mettere un mi piace e commentare qui sotto se avete piacere di approfondire magari qualche tema che abbiamo trattato in questa puntata. E per tutti i link e i dettagli, gli approfondimenti generali, oppure se volete contattarmi, il sito di riferimento è reteagevolazioni.it. Io sono Franco Arsotto e questa è Rete Agevolazioni.